Siamo col coach Enrico Mariotti a commentare questo 3-3. Peccato perché la squadra aveva saputo reagire molto bene. Dopo l'1-0 si è portato in vantaggio 2 volte, ma non è bastato. Non è bastato, no. Sapevamo che era difficile contro una squadra che comunque aveva fatto 2 vittorie. Purtroppo non siamo entrati bene in pista, troppo contratti e poi subito a freddo subire un gol non è semplice. E quindi ci abbiamo messo troppo tempo per reagire, poi siamo stati bravi nella metà del primo tempo, abbiamo ribaltato il risultato e poi dopo non siamo stati capaci da fare il 3-1 nel secondo tempo con la punizione di prima. Abbiamo subito il 2-2 e poi siamo andati in difficoltà, lì siamo andati in difficoltà un'altra volta, abbiamo concesso qualche cosa di troppo in difesa e comunque poi siamo stati per esempio bravi nell'inferiorità numerica a fare il gol, però niente. È una partita complicata dove abbiamo avuto troppi alti e bassi e abbiamo portato a casa un pareggio che comunque per essere un confronto molto diretto va bene e continuiamo a lavorare a prepararci già per sabato che è un'altra battaglia. Esatto, infatti sabato si torna subito in pista a Mirandola. Tornando alla prestazione di oggi abbiamo visto però una squadra che non ha mai mollato e alla fine ci ha anche quasi creduto e non si è accontentata magari di lasciare scoperto un pochino la difesa per cercare proprio questi 3 punti, perché si vedevano i ragazzi che proprio li volevano. Sì, lo volevano loro, lo volevamo tutti, volevamo regalare una bella vittoria anche ai nostri tifosi, a tutti. L'abbiamo cercata fino alla fine. Anche con un po' di sfortuna perché abbiamo colpito dei pali, avuto delle occasioni molto limpide, quindi diciamo che il rammarico c'è, però ecco, io analizzando 50 minuti so che dobbiamo avere meno alti e bassi all'interno della partita, indipendentemente dal risultato, che vai in svantaggio di un gol o sei in vantaggio di un gol. Dobbiamo migliorare, però i ragazzi lo volevano fino alla fine e l'abbiamo dimostrato. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Crepi il lupo, grazie a voi.